Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Nel 2018, a partire dal 26 ottobre fino al 30 ottobre, c'è stata una fortissima tempesta nel Bellunese, il Baia. Questa ondata di maltempo con venti che hanno raggiunto la velocità uragano di grado 12, stile tropicale, ha colpito gravemente la provincia di Belluno. Il fortissimo vento caldo con velocità tra i 100 e i 200 km all'ora per diverse ore ha provocato lo schianto al suolo di milioni di alberi con la conseguente distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine, diventando un vero e proprio disastro naturale. In occasione del suo terzo anniversario ci racconterà la sua esperienza Alessandro Cassol, giovane musicista bellunese e uno dei fondatori dell'iniziativa solidale di raccolta fondi Belluno Alza la Voce. Ciao Alessandro, come stai? Benvenuto al nostro programma, è un piacere averti oggi qui con noi. Ti saluto, come va? Tutto bene, ciao Ernestina, ciao a tutti. È un piacere essere qua in radio a parlare un po' di quello che è successo anni fa e comunque di com'è la situazione a Belluno. Ecco, beh, ma Sì. prima di iniziare, è in modo un po' che i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM, Voce delle Dolomiti, ti conoscono, perché non ti presenti? Raccontaci qualcosa su di te. Certo, allora io mi chiamo Alessandro Casol, ho 24 anni appena compiuti e sono nato e cresciuto a Belluno. Poi dopo ho fatto il liceo musicale, quindi sono principalmente musicista tuttora. Poi diciamo che a Belluno ho preso un po' di distanza col liceo perché sono partito un po' per dei viaggi con la chitarra e vivevo un po' l'avventura finché non mi sono trasferito a Milano, dove ho vissuto per 3 anni. E adesso invece durante il lockdown sono ritornato a Belluno, quindi ci sono rimasto anche praticamente un anno intero. E adesso mi sono trasferito a Padova, insomma, e ho imparato anche a fare codici per il computer, quindi lavoro anche come programmatore per siti web e applicazioni per cellulare. Ecco, guarda, quindi sei un bellunese nel mondo, in un Sì, dai, punto. diciamo. Non sei a Belluno? Dai. Bene, sei anche come tanti dei nostri ascoltatori, quindi sarà molto, molto interessante sentirti oggi. Grazie nuovamente per essere qui con noi. Beh, come accennato un po', nel 2018 è stata una grande tempesta, nota come Sì. Vaia, alla fine ottobre, e mi piacerebbe se puoi raccontare ai nostri ascoltatori cos'è stato il Vaia, anche come tu l'hai vissuto, diciamo, quali sono state anche le conseguenze di questa tempesta. Certo, beh, Vai è stata una tempesta molto violenta e particolare, perché praticamente si sono create le condizioni di una tempesta tropicale in mezzo alle Alpi, il che ha portato dei venti veramente violenti con raffiche fino a 200 km orari che hanno buttato giù tantissimi alberi e anche all'inondazione. Praticamente è durata circa 3 giorni, 3 giorni e mezzo ed è cascata una valanga di pioggia che ha innalzato il fiume Piave fino a 8 metri, quindi è inondato veramente, sì. E anche poi, soprattutto nelle montagne, hanno sentito molto questa cosa. Io ero a Milano durante quei giorni e controllavo le notizie perché ero veramente stupito, di quello che stava succedendo. Tantissima gente era rimasta senza luce perché, soprattutto nei paesini, sono rimasti proprio bloccati senza poter neanche ricevere aiuti per dei giorni perché era molto difficile accedere con quelle condizioni meteo e con le strade bloccate perché gli alberi sono cascati dappertutto, ci sono state frane. Sì, sì, a me arrivavano queste immagini che erano incredibili, addirittura una casa che era vicino al fiume è proprio crollata dentro il fiume, quando per fortuna non c'era dentro nessuno, cioè, c'era un edificio che però è caduto. Insomma, sono cose che non ti aspetti di vedere, così colpiscono sempre. Per fortuna non ci sono state molte vittime, mi sembra meno di una decina complessivamente. Tra l'altro di cui una parte purtroppo persone che cercavano magari di liberare, di tagliare gli alberi, perché gli alberi che poi cascano con il vento sono pericolosi perché in realtà le radici rimangono aggrappate al terreno e quindi se si prova a tagliarle nel modo sbagliato rischiano praticamente di scoppiare, insomma, Mm.
Sì, e infatti tuttora in realtà abbiamo ancora i paesaggi segnati da queste raffiche e si vedono ancora tanti alberi caduti. È veramente, ti dico, emozionante solo ricordarlo. Alessandro, come è stata la tua famiglia? Come l'hai vissuta anche danneggiata in qualche senso? Il posto anche dove tu, vivevi, no? Nel tuo posto di origine, diciamo? Certo. Ma io sono proprio di Belluno, non vivo in centro, vivo a Cavarzano, che è un piccolo quartiere, però abbastanza vicino comunque al centro. E in realtà Belluno in sé come città non è stata molto colpita, a parte la zona del Piave, dove però comunque non c'erano molte case, però sì, ci sono stati tantissimi danni per i negozi, alle macchine, tutte le cose che stavano vicino al fiume. E invece dove stavo io a Cavarzano, nulla di troppo grave, da quello che mi risulta. Alla fine mia madre è stata, cioè, relativamente bene, ovviamente un po' di spavento, però alla fine lì era abbastanza tranquilla. Invece conosco amici che sono rimasti proprio senza luce, quindi dovevano stare con le candele, cercare di... Sì, sono stati dei giorni intensi per loro. E sì, tra l'altro non c'è neanche modo di contattarne alcuni. Alessandro, veramente molto interessante quello che ci racconti e anche ci fa ricordare quell'evento che anche le novità sono arrivate fino qui, la fine del mondo, quindi è stato un momento molto, molto eh, tragico, importante anche perché ha lasciato un'impronta anche nel territorio. Continua ancora quella devastazione, diciamo, si può vedere fisicamente quello che manca, quello che ha tolto il Baia, diciamo? Sì, alla fine vai ha avuto gravi effetti sull'ambiente che sono ben visibili perché ci sono ancora, come nelle zone dell'Agordino, Colle Santa Lucia, diciamo a me vengono in mente in particolare queste perché ci sono stato spesso anche prima di Vaia e ho proprio visto la differenza, ma ci sono tante altre zone dove ancora ci sono i boschi per terra, anche banalmente al Nevegal, che è una montagna abbastanza vicino a Belluno, abbastanza frequentata. Comunque ci sono ancora molti segni e comunque ad esempio il parco di Lambiò, il parco che c'è a Belluno sul fiume è stato completamente distrutto è stato praticamente spazzato via e tuttora stanno ancora finendo i lavori per metterlo a posto, quindi sulla riva poi si vede purtroppo tanti negozianti hanno venduto, hanno dovuto chiudere perché sì, ormai non valeva proprio la pena, era costoso riparare e comunque anche sì, non è un investimento sicuro sapendo che potrebbe risuccedere. Come la vedi? Pensi che veramente possiamo avere un nuovo Vaia o no? È stato solo un fenomeno climatico questa tempesta? Tu che ne pensi? Ma allora, essendo anche stato a tante conferenze poi a riguardo, sicuramente una tempesta di questa intensità potrebbe rimanifestarsi, non si sa bene quando, può capitare comunque nell'arco di decenni, anche con più frequenza purtroppo. Diciamo che comunque quando accadono eventi del genere, ovviamente la provincia e la regione si mobilitano per cercare di prepararsi nel caso che ritorni e si sono accorti insomma di molti accorgimenti che insomma si possono fare meglio per avere dei migliori canali, delle migliori protezioni alla fine, anche gestione delle acque in caso di piena, che quello ha fatto principalmente danni, perché comunque il vento ha fatto più danni sull'ambiente, il che ovviamente ha influenzato il turismo, però sì, diciamo che purtroppo dobbiamo cercare di prepararci all'eventualità di altre tempeste, anche perché comunque il clima qua in Nord Italia sta diventando sempre un po' più tendente ad avere forti piogge, soprattutto nel periodo estivo, ma piogge che cascano più intensamente durante la giornata, invece che avere magari giorni dove piove un pochino, di solito arrivano proprio gli acquazzoni, soprattutto a Belluno, dove abiti. Beh, speriamo bene, facciamo le Sì. dita così non ci sia un altro Vaia. Dopo questa tempesta tu sei stato uno degli ideatori di un progetto molto interessante, Belluno alza la voce. Ci puoi raccontare un po' come, quando nasce e perché è nato questo progetto?
Allora, il progetto è nato praticamente da un mio post di Facebook, perché era sa- sempre in quei giorni lì, era praticamente il 1° novembre, mi sembra di averlo pubblicato, che erano appena passate queste giornate dove avevo ricevuto tutte queste immagini e mi chiedevo un po' che cosa potevo fare. E tra l'altro io a volte ho anche problemi col sonno e quindi era stata una notte in cui ero stato tutta la notte a pensare a tante cose, anche cosa potevo fare con la musica in generale, e poi mi sono ricordato, cioè, del potere che può avere la musica anche a sentirsi uniti e che forse si poteva fare qualcosa anche a Belluno, magari coinvolgendo altri musicisti. Io inizialmente pensavo di fare un CD dove i vari musicisti magari scrivevano qualcosa per Vaia, però una volta che ho pubblicato il post con questa idea, devo dire, l'ho pubblicato circa alle 7 di mattina prima di andare a dormire, perché appunto mi sono addormentato, mi sono svegliato a mezzogiorno, alle 13, e avevano già risposto un sacco di persone che avevano visto il post su Facebook e avevano iniziato a commentare dicendo ah certo si potrebbe fare questo, eh. E alla fine c'è chi ha proposto di fare invece soltanto una canzone tutti insieme, un po' diciamo alla We Are the World, come dire, Mhm. perché effettivamente poteva essere più immediato sia nella realizzazione e anche come messaggio. E da lì appunto con questa persona che aveva scritto, che era Davide De Faveri, insieme a lui e poi altri 3 ragazzi che li nomino insomma giustamente, che sono Paolo Fornasier, Giampaolo Rossi e Andrea Albano. E con questi altri 4 ragazzi abbiamo formato, diciamo, il gruppo organizzativo e anche compositivo, perché ovviamente volevamo coinvolgere più gente possibile, però per lavorare con altre persone era difficile seguire le idee di tutti, volevamo cercare di farla uscire il prima possibile la canzone. Quindi siamo un po' divisi i compiti, ad esempio Giampaolo si occupa principalmente di registrare e di editare l'audio, mentre io e Paolo abbiamo lavorato all'arrangiamento musicale dal punto di vista proprio di musica, invece anche Andrea in realtà e Davide è quello che principalmente si è dedicato al testo. E diciamo che in realtà poi tutti insieme abbiamo avuto anche vari compiti per organizzare tutto, ma c'era proprio un'atmosfera, no, di sentire che questa cosa andava fatta e che c'era proprio entusiasmo nel portarla a termine. Infatti poi abbiamo messo un annuncio, quindi la partecipazione volontaria, insomma, abbiamo invitato tutti i musicisti a dire se volevano darci una mano, magari cantando una frase del testo oppure registrando la parte appunto degli strumenti, batteria, di questo, di quello. E in questo modo siamo riusciti ad arrivare a 50 artisti praticamente, di cui Wow. una decina strumentisti, che quindi hanno registrato la canzone dal punto di vista strumentale, e ben 40 cantanti che dopo 2 settimane dalla tempesta, insomma, ci siamo ritrovati nello studio di Giampaolo, appunto nello studio musicale di Giampaolo, e abbiamo passato 2 giornate di registrazione, la prima per gli strumenti e la seconda per i cantanti, dove c'era un'atmosfera veramente bellissima perché eravamo tutti volontari che volevano, cioè credevano in questa cosa, credevano nel potere di fare una canzone uniti per sentirci più uniti e incoraggiarci, perché effettivamente purtroppo nel bellunese si sente un po' questa rassegnazione anche allo spopolamento in generale, no? L'abbandono un po' delle montagne comunque sta continuando e delle catastrofi ambientali di questo tipo ovviamente non aiutano. Quindi cercare di fare una canzone un po' anche verso l'amore per il nostro territorio è stata forte, è stata recepita veramente bene. Devo dire che l'abbiamo pubblicata mi pare il 12 dicembre e subito ha avuto un'esplosione su YouTube, considerato che comunque in provincia siamo 200.000, noi il primo giorno abbiamo fatto 50.000 visualizzazioni e dopo circa un mese siamo arrivati comunque sopra le 100.000 Wow. e passa in più. No, no, è stato veramente sentita la cosa e mi è piaciuta perché è stata un'iniziativa proprio spontanea e dove abbiamo ricevuto un sacco di aiuto
un po' da tutti quelli che sono venuti come volontari, comunque stati super disponibili. Dopo aver fatto la canzone sono stati invitati a molte conferenze, a molti eventi, e allora cercavamo sempre di arrivare in un gruppetto a suonare la canzone qui, a suonare la canzone lì, insomma, per cercare di essere presenti e appunto di portare il nostro messaggio. E abbiamo comunque anche fatto usato il progetto per una raccolta fondi, simbolicamente per ripagare la costruzione del parco, soprattutto il parco questo qua di Lambioi che era stato distrutto, perché secondo noi comunque era un luogo dove persone di tutte le età potevano incontrarsi, rilassarsi, cioè i parchi sono comunque luoghi di incontro, sono anche luoghi di eventi. E, sì, diciamo che questo è stato il progetto che per un paio di mesi, anzi forse anche di più, forse 5 mesi, ha continuato comunque a spostarsi in Veneto, a fare un po' di esibizioni No, ma che e raccontare interessante. anche di Vai. Sì, è bello farlo vedere e anche, beh, complimenti anche a Alessandro per il tuo lavoro. E volevo chiedere giusto se dopo quella canzone, mitica canzone, perché anche come hai detto tu ha coinvolto tanti artisti in poco tempo e per una causa così, avete avuto, diciamo, altre iniziative, altri progetti che avete fatto in Mhm. quel periodo? Allora, appunto, durante quel periodo alla fine ci eravamo concentrati soltanto a fare esibizioni, insomma, per partecipare agli eventi, e come Belluno alza la voce, diciamo, come gruppo, noi volevamo tenerci concentrati su quella che era l'iniziativa, insomma. Però la cosa bella è che all'interno del gruppo che si è formato si sono create molte amicizie, si sono conosciuti tanti musicisti e quindi da lì sono nati comunque alcuni progetti, insomma da cosa nasce cosa. E poi infatti comunque come gruppo di organizzazione invece durante il lockdown abbiamo provato a fare un altro progetto, però gli abbiamo cambiato nome perché volevamo tenere comunque per non alzare la voce con quella, insomma, che era l'azione di beneficenza per non alzare la voce, era un po' una chiamata a stare insieme, a farci sentire perché avevamo bisogno di aiuto, ma anche bisogno appunto di sentire che ci siamo ancora, che siamo contenti di stare qui e che dobbiamo darci da fare per riprenderci da questa tragedia, insomma. E quindi sì, in realtà non abbiamo fatto poi ufficialmente nient'altro come Bruno alza la voce. Mhm. No, ma comunque era già stato molto, molto, molto buono. E ti chiedo un po' come è stata la risposta della gente, diciamo, cosa dicevano quando sentivano la canzone o forse cosa commentavano sui post delle reti sociali, per esempio. Mhm. Io sono rimasto veramente stupito da appunto avere questo feedback positivo da persone di praticamente tutte le età, anche e soprattutto quando ci esibivamo era bellissimo poi vedere le persone, c'era anche chi si commuoveva. Sì, sì, diciamo che ha colpito veramente tutti perché nessuno si aspettava un'azione del genere in quel contesto lì. E quindi ha proprio colpito tutti, anche infatti anche in provincia sono rimasti molto colpiti da questo e siamo stati comunque riconosciuti con un premio, il premio del Palmo d'Oro, un po' come simbolo delle iniziative volontarie appunto per questa tempesta che c'è stata. Ma raccontaci com'è E, stata quella nominazione, poi essere beh, è vincitori, stato, raccontaci. cioè, ovviamente mi ha stupito perché comunque c'è gente che in un certo senso si è resa molto più utile perché tra protezione civile, vigili del fuoco e ci sono poi anche state tante raccolte fondi indipendenti che comunque hanno fatto grandi cose, insomma, oltre a noi. Però mi è piaciuto tantissimo che sia stata questa iniziativa musicale che effettivamente ha un po' unito tutti, come dire. Devo dire che c'è stata molta unità in quel periodo riguardo il progetto. Alla fine anche le persone a cui magari non piaceva la canzone in sé, comunque gli piaceva il fatto che l'avessimo composta e siamo stati veramente soddisfatti, anche perché sì, è un brano abbastanza lungo a tante parti perché volevamo mettere comunque un po' tutti i generi che si fanno a Belluno, quindi c'è qualcosa un po' di più cantautorato, un po' di rap, un po' di rock, Chi ha ci avuto sono un quella po' di... idea di fare un po' come, così tante parti insieme, per esempio?
Ma guarda, in realtà è venuta un po' da sé e allo stesso tempo era una cosa che volevamo fare perché era abbastanza coerente, no, con l'iniziativa, no? Cioè siamo qui, siamo tanti, siamo diversi, però ci uniamo tutti per questo scopo, insomma. E quindi volevamo un po' rappresentare tutte le sfaccettature anche musicali, perché poi secondo noi la musica è sì, è un esempio proprio di diversità, ma che comunque unisce, cioè che serve, cioè un'unicità che va mostrata. Eh sì, un momento, ti chiedo due cose, un momento che per te sia stato il più toccante di tutta questa esperienza e anche forse un commento, una parola che qualcuno ti abbia detto in riguardo a questo progetto, per te, i tuoi preferiti, diciamo. Ah beh, scegliere un momento è difficile. Devo dire, una cosa che sicuramente mi rimarrà per sempre era proprio l'atmosfera nello studio di registrazione. Credo che fosse una cosa meravigliosa, perché proprio anche per chi aveva partecipato, io mi ricordo anche il coro di Colle Santa Lucia, no? Che sono questi ragazzi di un paese molto piccolo che erano venuti a fare il coro, loro erano super emozionati, erano... quindi diciamo il giorno della registrazione è stato veramente speciale, come poi tanti altri eventi che comunque, soprattutto poi ricevere anche queste persone commosse che ti dicono, insomma, che è stato importante per loro sentire il pezzo. Però proprio quell'atmosfera lì mi sembrava proprio che racchiudesse già, era proprio come doveva essere, ecco, un'azione di beneficenza, ecco, e quindi è stato proprio bello. Eh, E mi sono dimenticato la seconda domanda, però. E diciamo forse una parola, un commento delle persone che hai detto wow, veramente vale la pena. Ah, nel senso, cioè vale la pena fare cosa? Che sia toccante per te, che ti ha detto grazie per quello che hai Ah, fatto, una roba del genere, diciamo, ah, una beh, parola sì, della sì, gente, sì. del pubblico che per te, non so, sia stato molto speciale, toccante, Oddio. o come un Vabbè, mi applauso, non ricorderò so. sempre, cioè c'era una mia amica che mi ha inviato le foto di lei che piangeva, che aveva appena ascoltato, Oh. tipo siete stati così, oppure, no, beh, quando siamo andati, adesso non mi ricordo in che paese, non so se era a Mel, quando abbiamo fatto l'esibizione in centro o in un altro posto, però appunto quando anche persone, diciamo, sopra i 60 anni si sono avvicinate a dirci sempre bravi, perché tra l'altro Belluno comunque siamo abbastanza timidi, infatti anche per questo abbiamo scelto Belluno Alza la Voce, perché di solito non ci facciamo molto sentire, anche se abbiamo dei problemi, ce li teniamo un po' per noi, siamo bravi ad aggiustarci le cose da soli, però ogni tanto dell'aiuto fa bene, quindi era anche un po' per questo che si chiamava così. Ed effettivamente si è creata anche una situazione dove si sono fatte avanti un po' tutte le personalità che ci sono, insomma. Vabbè, Quindi dai. sì, è difficile scegliere, sì, qualcosa di No, ma è una particolare. cosa bella, carina, vedere come è la cosa che uno fa, no? Ha una bella risposta della gente e la gente fa un passo in avanti, te lo dice, guarda, mi è sembrato molto bello, molto carino, ti Sì. ringrazio per quello che tenevo a chiedertelo perché a volte immagino che anche per un artista, un musicista come te, e poi ti chiedo, tu a livello personale come musicista, no? Cosa ne pensi di questa esperienza? Come una parola, diciamo, per descriverla? Mm. Beh, è stata illuminante, Ah, ma che nel senso bella! che Perché, per sì. esempio, se ci puoi raccontare un po' di più, perché Certo, illuminante? certo, perché allora io sono un musicista, compongo principalmente brani strumentali per chitarra, poi faccio anche altro. Però appunto suono spesso da solo e comunque questa esperienza qua mi ha portato anche a fare un brano, diciamo, un po' per tutti, non una cosa di nicchia come di solito faccio, che alla fine... E mi ha mostrato proprio anche il potere della musica, in un certo senso popolare, proprio che coinvolge la comunità, cioè qualcosa che sta parlando di quello che è successo, in cui siamo passati tutti, no? Mi ha mostrato un po' la potenza di questo,
un genere di composizioni e l'effetto che può avere effettivamente su una comunità, avere sì, nei momenti di difficoltà, insomma, comunque qualcosa che ti incoraggia, qualcosa che ti dice, "Ehi", sì, perché non c'è soltanto il danno economico in queste situazioni e a volte, insomma, bisogna un po' tirare sul cuore il fatto che vedere che veramente la musica è riuscita ad avere un ruolo così importante in un momento così, persino a Belluno, dico che magari non l'avrebbe mai detto, e invece sì, invece sì. Eh beh, Quindi quella diciamo anche la più grande soddisfazione credo per me del progetto, che è veramente arrivato, insomma, e sì. sono contenta, no? Si ti vede anche emozionato un po' ricordando quei momenti che immagino, Mm. oltre preoccupanti, toccanti, no? Quindi, beh, ti ringrazio Alessandro per condividere quello con noi. Ma se la gente, per esempio, i nostri ascoltatori ora che ci stanno sentendo hanno un po' di curiosità e vogliono risentire questa bella canzone e vedere un po' quello che avete fatto, dove possono recarsi, diciamo, c'è qualche sito web, reti sociali? Sì, 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 sì. Allora, credo che ci sia ancora il sito web di Belluno Alza la Voce, .it, dovrebbe essere ancora online, però sicuramente se uno vuole ascoltare la canzone basta che vada su YouTube e scriva Alziamo la Voce, che è un po' diverso, Alziamo la Voce è il nome della canzone in realtà, e il canale YouTube, insomma, che ha pubblicato il video si chiama Artisti Bellunesi. Ok. Quindi il video, diciamo, ufficiale è quello di Artisti Bellunesi, alziamo la voce. Ecco, perfetto. Invitiamo anche ai nostri ascoltatori a visitarlo, a sentire la canzone che è molto bella, anche con tutta questa storia, con tutto questo che significa, diciamo, per il Sì. territorio, è veramente molto Poi importante. comunque nel video si vedono anche alcune immagini, per chi non avesse viste, ci sono anche immagini un po' del territorio e poi beh, ci sono anche i volti degli Mhm. artisti mentre registrano, insomma, quindi Certo. È se importante, volete dai. conoscere un po' anche chi ha fatto il progetto, lì ci siamo tutti. Eh sì, oltre a Alessandro ci sono altri, veramente, sì, sì. Poi, diciamo, il progetto continua ancora, non tanto. Avete progetti in mente per il futuro? Ok, ma in realtà sì, abbiamo deciso un po' di fermarci lì, anche come gruppo organizzativo avevamo provato a lanciare un altro progetto artistico, perché siccome noi eravamo praticamente tutti musicisti che lavoravano con la musica, volevamo anche però mostrare che a Belluno ci sono anche altri tipi di artisti. E quindi su Instagram principalmente, e anche su YouTube durante il lockdown avevamo lanciato questo progetto che si chiama Linfa. Mhm. E diciamo che comunque avevamo trovato una decina circa di artisti da insomma, promuovere, facevamo praticamente un'intervista e poi pubblicavamo le opere o dei video insomma su YouTube e su Instagram. Però poi appunto abbiamo visto che la cosa in realtà non aveva coinvolto molto negli artisti, nel giro di artisti insomma di Belluno, perché appunto a parte quelli che sono andati effettivamente a fare le interviste così, non c'è stato un grande riscontro, quindi alla fine sarà stato anche il periodo, il modo in cui l'abbiamo fatto, non lo sappiamo, ma probabilmente insomma abbiamo capito che va bene lasciare insomma la pagina di Bruno Alza la Voce con quello che ha fatto in passato e noi comunque era tutto un gruppo di volontari che fanno vite molto diverse quindi noi adesso tendiamo a concentrarci un po' sul nostro diciamo. Eh no, si capisce, anche il periodo di pandemia è stato molto difficile, molto complicato, immagino anche per i musicisti e gli artisti, quindi di sicuro non è stato facile, anche dalla tempesta poi, dopo poco, diciamo, la pandemia, Mm. è stato duro per tutti, dai. Beh, Alessandro, veramente è stato un piacere sentirti, parlare con te, ti ringrazio di cuore per essere qui con noi. E prima di salutarci, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi, i veneti nel mondo che ci stanno sentendo, un po' come te, che non sei giusto a Belluno, Certo, no? certo, certo. Io auguro il meglio a tutti, di qualsiasi parte siate, insomma, spero che comunque abbiate anche occasione di
di tornare magari a Belluno se vi interessa, giusto anche per salutare le Alpi e, e Ecco. quella parte lì che sono molto belle. E nulla, è stato un piacere comunque essere qui e raccontarvi di questa storia. Ecco. E questo, quindi buona giornata o serata ovunque voi siate. Non so dove ci troviamo lì nel mondo. Beh, grazie mille Alessandro. Io ti saluto, ti ringrazio tanto e forse possiamo risentirci prossimamente in un'altra intervista raccontando i tuoi futuri progetti. Che ne pensi? Certo, volentieri, io sono disponibile. Ecco, stupendo Alessandro. Io ti saluto e anch'io vi saluto a voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi aspetto prossima settimana, da qui, dalla fine del mondo, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.